gli animi a fine partita? Sono scaldati gli animi anche perché qui più di uno si sente vittima di un'ingiustizia. Sembra che dalle riprese video si veda nettamente il rigore di Rocco era regolare, avrebbe cambiato questa partita e forse sarebbe stato decisivo anche per la serie. E nel nostro sold out, l'ultimo numero, abbiamo detto che gli arbitri non decidono mai i risultati delle partite. In questo caso invece purtroppo abbiamo visto che siamo stati smentiti immediatamente. Riesco a capire fino a un certo punto Metelka, che ha sentito il disco battere sul palo e ha allargato le braccia, ma il disco dopo è entrato, di conseguenza dalle riprese video si vede, il gol era regolare e la serie sarebbe completamente diversa. Si vede nettamente dal video. La serie sarebbe completamente diversa. Al bando la delusione, bisogna essere orgogliosi di una squadra che ha giocato molto bene stasera, abbiamo visto determinazione e voglia, grinta a playoff. C'è niente da dire, stavolta l'Ale che meritava, anche se ai rigori, di vincere, di portare a casa il risultato. È un peccato perché tanti sacrifici, tanta fatica, tanto bel gioco, per poi su una svista, su un errore, perdere la partita è una delusione grossa. Bisogna che i ragazzi abbiano la forza di ricaricare le batterie, di partire per Brunico per portare a casa il risultato. È un peccato perché avevamo avuto in mano la partita su questo rigore non visto, gol decisivo, gol fatto e di conseguenza bastava che l'arbitro lo segnasse con la mano e era fatta. Sì. Sicuramente andiamo a rincorrere a Brunico, ma la rabbia è molta e direi che la società e tutti trarranno veramente da tutto ciò sicuramente una vittoria. Ciao, grazie. Grazie.